Sì, sono venuto a augurare un buon anno accademico a questi ragazzi, ma poi a stringere un patto per la città universitaria, nel senso che oggi loro non sono solo degli studenti, ma sono di fatto dei progettisti, dei direttori lavori della nuova città universitaria che sta creando tanti luoghi per la loro formazione, per il tempo libero, per lo studio, per i servizi. Tra questi c'è ovviamente l'aula studio in stazione, lo studentato in stazione, però voglio ricordare anche il raddoppio della biblioteca a Zanzotto, l'investimento a Santa Maria del Rovere, l'investimento che stiamo facendo al Turazza, insomma una città che decide insieme all'Università di Padova e di Venezia di investire oltre 50 milioni di euro sulla città universitaria. I veri progettisti di questo progetto amministrativo sono proprio gli studenti, tant'è che ho chiesto che nell'evidenziare eventuali mancanze me le sottopongano, perché insieme troveremo anche le soluzioni, perché il mio obiettivo insieme a loro è quello di rendere la città di Treviso sempre più città universitaria e migliorare ogni giorno la qualità dei servizi a loro messi a disposizione. Questo implica nuova residenzialità? Implica nuova residenzialità a prezzi ovviamente accessibili, tant'è che il mio obiettivo è quello di realizzare uno studentato pubblico che non guardi ai profitti ma guardi all'accessibilità per gli studenti. Quindi tanta è la strada da fare, però sono convinto che con degli alleati così entusiasti come gli studenti potremo fare davvero qualcosa di bello per la nostra città, e sono anche convinto che la città universitaria sarà poi la soluzione a tanti altri problemi legati al mondo del commercio, legati alla sicurezza, legati al tempo libero. Quindi la città di Treviso guarda i giovani come soluzione, non certamente come problema. 2030 l'obiettivo? 2030 l'obiettivo, scusa. Prima possibile, nel senso che stiamo già lavorando su tanti fronti, la biblioteca è in fase di completamento, la sede qua di Santa Maria del Rovere è in fase avanzata, gli studentati sono un po' più indietro, la carta dello studente ci stiamo lavorando, insomma non ci poniamo delle date temporali, ma lavoriamo per dare quanto prima a questi studenti che portano così tanto entusiasmo e formazione e i servizi di cui necessitano. Studentato ti riferivi all'ex Salsa? Sì. Sì. Ce ne saranno